Noi siamo stati praticamente l'unico partito che si è, diciamo così, schierato apertamente per l'astensione al referendum proposto a Luca Zaia. Il risultato che ha raggiunto Zaia, con un progetto che era chiaro e evidente, insomma, di centralismo veneziano, perché l'autonomia differenziata in realtà è esattamente questo: trasferire competenze dallo Stato centrale alle regioni, riproducendo un centralismo burocratico a livello regionale molto simile a quello nazionale, quindi non ci possono essere equivoci su questo punto. Noi ci siamo schierati gli unici praticamente, assieme a pochi altri, insomma, non certo il PD e 5 Stelle, che hanno appoggiato apertamente il referendum di Zaia, e crediamo che questo progetto vada contrastato. È evidente che se il PD e i 5 Stelle non avessero appoggiato Zaia al referendum non avrebbe raggiunto la soglia del 52%. Noto che ad esempio alcune province come Rovigo e come Belluno non hanno raggiunto la quota maggioritaria. Io credo che questo sia indicativo di un fatto importante, che ad esempio queste aree che sono marginali all'interno dell'economia della regione del Veneto hanno, diciamo, risposto non con lo stesso entusiasmo di altre realtà, così è stato per alcuni capoluoghi, alla proposta di Zaia. Io credo che il punto politico sia tutto qua, insomma. Io naturalmente la stessa logica che muove Zaia muove anche Bonaccini, insomma, noi dobbiamo concentrare sulle regioni più competenze possibili dentro una logica di competizione dei territori su scala nazionale e europea, che già di per sé contiene un elemento di contraddizione. Io credo che oggi la dimensione della solidarietà e delle relazioni positive, non competitive, ma di concorrenza e di solidarietà tra le regioni, così come è scritto in Costituzione, ma anche sul piano europeo e sul piano internazionale, sia un'esigenza storica. Per noi ha un senso importante, lo dice già il nostro simbolo, che è rosso-verde. Il nostro simbolo rosso è ovvio che si riferisce al movimento operaio, alle lotte sociali, eccetera. È un'antica tradizione. Il verde è l'attualità di quella che è la situazione drammatica dal punto di vista ambientale in cui si trova anche il Veneto. Perché è drammatica, mi scusi? È drammatica perché noi siamo la regione più inquinata d'Europa dal punto di vista di alcuni indicatori, ad esempio quello dei tumori all'apparato genitale degli uomini fra i 14 e i 50 anni. Noi superiamo le regioni del nord Europa, che tradizionalmente sono quelle che hanno, per fare un esempio. È del tutto evidente che questa regione è fragile di fronte a quella che è la situazione dei cambiamenti climatici, l'abbiamo visto anche recentemente. Noi crediamo che questa regione abbia fatto negli anni, da quando è governata il centrodestra, politiche che hanno reso più fragile questo territorio. Il 20% della popolazione del Veneto, al di là delle dichiarazioni magnificanti della regione di Zaia e di altri, vivono attorno sotto la soglia di povertà. Questo vuol dire che nel Veneto insiste una quota di lavoro povero molto alta e che questa condizione di povertà e di precarietà con questa crisi si moltiplicherà. In questo caso è assolutamente necessario che sia in campo una proposta di alternativa secca, che abbia una radicalità della proposta programmatica e una radicalità di collocazione politica. Se poi, voglio dire, questo non è tanto per il presente, ma è per il futuro, perché noi pensiamo che queste contraddizioni, come dire, si approfondiranno, e la necessità di una posizione chiara su questi temi e coerente soprattutto sia indispensabile. Va bene. Io penso che le cose che abbiamo sentito ci dicono, da un lato, che c'è l'idea che tutto possa essere come prima. Cioè, io penso che c'è un pezzo, chi amministra e governa questa regione sostanzialmente, come dire, al di là dei successi, gli insuccessi, eccetera, non è questo il punto, ha come idea il fatto che questo modello di sviluppo, questo modello di produzione e di consumo possa continuare esattamente così come prima. Io penso che non sia così, non è così perché abbiamo affrontato la tempesta del Covid, che non è nemmeno uscita, e ha cambiato il quadro dell'economia globale.
e siamo come dentro la manifesta realtà di quelli che sono gli effetti pesanti degli cambiamenti climatici. Tutto questo è escluso dal dibattito del centrodestra nel nostro. Io ricordo che nel 2019 l'amministrazione di Verona, ripeto il nome della città, ha praticamente finanziato un convegno promosso dalla Lega, da Comencini, un convegno negazionista, per dire che il tema dei cambiamenti climatici non era fondato su basi scientifiche. Adesso io credo che chiunque dica questa cosa sa di dire una scemenza inenarrabile, ma il punto non è questo. Il punto è che non c'è la consapevolezza, la cultura politica per affrontare questo problema. Adesso sono state dette delle cose giuste da un lato, che però non sono in contraddizione con altre. Parlo di quello che ha detto. Noi siamo ovviamente d'accordo col sistema ferroviario metropolitano regionale, lo siamo sempre stati e crediamo che oggi sia ancora più utile. Io credo che infrastrutture fondamentali siano quelle, ad esempio, che servono per mettere in connessione i cittadini. Ma penso che la TAV, ci spendono 10 miliardi per fare la TAV, di euro, per portare l'alta velocità. Si sta facendo, l'altro giorno è stato fatto un accordo. C'era Zaia, c'era la ministra Micheli del PD, tutti sono d'accordo che bisogna fare la TAV. La TAV significa una riduzione dei tempi da Milano a Venezia di pochi minuti e costa un sacco di soldi, 80 milioni al chilometro. Con quei soldi quanti investimenti si potrebbero fare sul nostro territorio? Quanti investimenti come dire, per la messa in sicurezza degli edifici, dei ponti, per la costruzione, eccetera, che creerebbero anche importanti opportunità di lavoro. Io penso per gli artigiani, per i giovani, insomma, ci sono molte opportunità negli investimenti ovviamente piccoli, piuttosto che nelle grandi opere che, come sappiamo e abbiamo visto, poi producono anche altri effetti di carattere negativo. Voi avete parlato solo di strade, solo di strade. Voi avete questa di strade, dopo ci fate i supermercati nelle rotonde, dopo ci fate le zone industriali e avanti così. Questo territorio con questa logica è stato cementificato, ma non è solo colpa vostra, perché lo stesso pensiero politico, la stessa logica ha animato il centrodestra e il centrosinistra. Non sono l'alleanza col centrosinistra esattamente perché pensiamo che non ci sia coerenza fra le proposte. Perché c'è una specie di nemesi storica dentro questo. Cioè, no, guardi, io devo dire che non sono molto convinto che questi finanziamenti europei siano stati fatti nel modo migliore possibile, perché, come dice Marcato, e qua gli do ragione, una parte consistente di questi fondi sono prestiti che andranno a aumentare il debito permanendo i vincoli dei trattati europei. Quindi lei cosa avrebbe fatto? E poi una parte quindi lei cosa avrebbe fatto? Io avrei fatto diversamente, cioè nel senso che noi siamo in una fase deflattiva dell'economia su scala globale e la possibilità di intervenire direttamente da parte della banca centrale senza che si creasse nuovo debito era nei fatti, come è stato fatto in altri paesi. In una fase di deflazione il problema o la preoccupazione è che generando nuova massa monetaria si crea inflazione, anche nelle scuole di ragioneria insegnano che questa è una scelta politica. Cioè, se la scelta era l'intervento diretto della Banca Centrale Europea, ci sarebbe stata la possibilità di dare agli Stati direttamente, magari con titoli a 100 anni, a rendimento negativo, perché questo era possibile farlo, e senza che si creasse debito, e anche di più, perché queste le condizioni, e altri paesi lo hanno fatto, ci sono, l'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto l'Inghilterra, l'ha fatto la Gran Bretagna, l'ha fatto il Giappone. Io credo che ci sia un problema, ovviamente, naturalmente sono ovviamente completamente d'accordo sulla necessità di riconvertire l'economia e di dargli un'impronta, insomma, di sostenibilità. Questo ovviamente va fatta una riflessione. C'è un problema anche importante immediato, che è quello di riprendere e rilanciare il mercato interno, perché una delle cose che vanno comprese è che questa dimensione della globalizzazione dell'economia
con il Covid-19, vale per il turismo come per le esportazioni. Per questo il Veneto deve affrontare dei problemi storici grandi, perché è questo il punto e il nodo. Beh, ma cosa farete dei soldi, Paolo? Io in una parte significativa la investirei nel sostegno del reddito delle persone. Cioè, tipo reddito di cittadinanza? No, come un reddito senza condizioni. Tu non hai soldi per vivere, non hai soldi per pagarti l'affitto, non hai soldi per... Te li do io, perché in questa maniera io permetto anche all'economia di riprendere. Ma non può essere, Paolo Benvenu, che qualcuno eviti di lavorare e di guadagnare? Guardi, allora... Ti faccio questa domanda. Allora, questo può essere ovunque, c'è anche chi non paga le tasse. In questa regione questi virtuosissimi veneti non pagano 10 miliardi di euro di tasse all'anno. Se c'è qualcuno che magari fa il furbo perché becca il reddito di cittadinanza o un reddito senza condizioni, non credo sia un grosso problema, no. Perché no, è un problema relativo, perché io mi sento molto preoccupati di questo, non vi ho mai sentiti preoccupati del fatto che qua c'è l'evasione dell'IVA più alta che probabilmente in Europa. No. Io penso che dobbiamo fare un ragionamento di carattere storico. Non c'è un migrante che vive in questo paese e che magari abbia acquisito anche la cittadinanza che sia arrivato in questo paese legalmente. Cioè noi abbiamo una quota importantissima degli occupati stabili, dei lavoratori che producono il famoso PIL di cui si parlava prima in questo paese, che sono venuti in Italia clandestinamente. Questo è il punto. La più grande regolarizzazione che è stata fatta è quella che è stata fatta con la Bossi-Fini, quasi 1 milione all'ora, ok? Molti di quelli che sono stati regolarizzati con la Bossi-Fini adesso sono cittadini italiani. Qualcuno che conosco io è pure sindacalista, anche magari è diventato sindacalista con ruoli nazionali. Io penso che il punto politico sia aprire alla possibilità di un ingresso nel nostro paese, che ne ha anche bisogno, perché poi scopriamo che abbiamo problemi in alcuni settori importanti, attraverso forme legali. Cioè, questo è il punto. Noi siamo la gente che cerca un lavoro qua, lo deve fare clandestinamente e deve per un certo periodo vivere nell'invisibilità. Secondo me questa è una cosa folle. È una cosa folle perché è preoccupante, è umiliante per chi la vive ed è un problema anche di convivenza per il nostro paese. Dopodiché è verissimo. Oggi noi ci troviamo in una situazione per cui la Tunisia vive una crisi drammatica, economica drammatica, e molti di quelli che sbarcano coi gommoni sono cittadini tunisini che mai si sarebbero sognati di venire in Italia e probabilmente più che in Italia vogliono andare in Francia o in qualche altro paese europeo. Ma io penso che ci siano state alcune situazioni che hanno favorito in qualche maniera una certa resistenza o resilienza, insomma, della struttura sanitaria veneta al Covid. Io vorrei ricordare che in tutti i tentativi di ridimensionamento delle strutture territoriali che c'è stato comunque nel Veneto, chi ha governato questa regione negli ultimi 25 anni ha sempre trovato una forte resistenza nei territori. Mobilitazione dei cittadini contro chiusure di reparti, di ospedali, eccetera, e quindi questo. In più una eredità, insomma, anche importante del passato. Devo dire però che tutta la riflessione dovrebbe essere spostata su quanto è successo e perché il nostro paese e anche il Veneto, rispetto ad altri paesi europei, nella percentuale del numero dei malati o di casi, noi abbiamo avuto una mortalità più alta. Questa è la riflessione da fare. Noi abbiamo desertificato, ma o comunque ridimensionato pesantemente, non solo la struttura del territorio, ma anche gli strumenti specifici che ci dovevano permettere di affrontare una crisi pandemica, che era prevista nella pubblicistica scientifica. Noi abbiamo chiuso, l'amministrazione regionale ha chiuso i magazzini dove c'erano le mascherine e i dispositivi di protezione individuale. Ha chiuso dal 2000 al 2020 il 30% dei posti letto in terapia epidemica. È inutile che ridi, Marcato, perché questi sono dati, 30% dei posti. Questo ci ha determinato
nonostante una buona risposta paragonata ad altre, una situazione comunque non eccellente come si cerca di far passare. Perché noi rappresentiamo l'alternativa a questo modello sociale e economico e soprattutto a quelle che sono state le scelte che hanno portato il Veneto ad essere molto fragile e debole di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici. Noi abbiamo sempre combattuto il consumo di suolo, abbiamo sempre combattuto ad esempio nel Vicentino contro l'inquinamento delle acque, ci siamo battuti contro la pedemontana, siamo contro per esempio il progetto delle Olimpiadi e queste cose non è che le diciamo perché vogliamo dire sempre no, le diciamo perché questo modello di sviluppo, se prima era sbagliato, insostenibile a nostro avviso dal punto di vista ambientale ed economico e sociale, lo è ancora di più adesso. Se negli interventi che sono stati, ma non voglio fare polemica, si percepisce l'idea che tutto deve, cioè che si riprende sulla strada di sé. Ha spiegato perché